Buonasera, signori spettatori. Che cos'è la vita? Che cos'è la vita? La vita è tutto quello che ci capita attorno ogni giorno mentre ve lo stiamo raccontando. Questa scena è la camera da letto di Luca Cupiello a Napoli. Sono le 9 della mattina del 23 dicembre di tanti anni fa. Luca Cupiello dorme nel letto matrimoniale, accanto a lui, nel lettino, il figlio Tommasino. Ed ecco, entra Concetta, la moglie, con uno scialletto di lana sulle spalle, infreddolita, tra le mani una tazzina di caffè, che porta al marito con aria paziente, rassegnata, calma. Inizia la giornata in casa Cupiello. Iniziano le preoccupazioni, le passioni, i pensieri. Inizia quella tragedia comica che è la vita. Dica bene, mamma mia. Ah. Lugarie, scegli, sei nuovo. Lugarie, scegli, sei nuovo. Lugarie, scegli, sei nuovo. Via tuo caffè. Ah, ho caffè. Ho caffè. Lugarie, scegli, sei nuovo. Lugarie. Scendete sulle 9 quando sei scocciato. Fammi dormire, fammi dire. Mi tocca caffè, devo mettere qua sopra, non faccio un letto, sta qua. Che ore sono? Gesù, te l'ha già appena detto, sono che dopo. Le 9? Le 9 del mattino. E che ti stava la sera? Ma è un fatto serio. Ma sei prima di andarti a coricare la sera e subito si fanno le 9 della mattina dopo. Papà Fa freddo fuori. No, il cane si gela, fa freddo fuori, fa freddo dentro, fa freddo per tutto quanto, non può stare nessuna parte. Questo Natale si è presentato proprio come Dio comanda. Stanotte mi sono congelato, proprio Madonna mia. Questa stanza è una ghiacciaia. Mi sono arrabbiato e coperto in cerca di un poco di calore, niente. A un certo momento le gambe non me ne sentivo più. Per disperazione mi sono alzato, mi sono infilato i pantaloni del vestito. Che hai fatto? No, dico che hai fatto? Ti sei messo i pantaloni del vestito sopra il pigiama? Sentivo freddo. E tu mi fai tutta la polvere della strada dentro al letto? Che ci ha fatto? Mi sono messo pure le calze di lana. bravo. Le calze di lana. Questo è un altro affare che hai fatto tu, Un grande affare. Vendono le calze di lana a poco prezzo, ne compro 3 paia. Ma sei pazzo, è pura lana. Che nome? Stai fresco, pura lana. La lana, quando è veramente lana, se si bagna, si restringe. Queste sono diventate 2 bandiere proprio. Guarda, come vuoto. Io do un caffè, io non bene, sto Caffè, vediamoci il caffè. A prima mattina, una cosa calda. Ma non ero caldo. Che è? E che è sta schifezza?
io stamattina ti portavo la cioccolata. È un coccolage che è leggero, ma è buono. Ma fammi piacere, questa tazza, il caffè non l'ha mai conosciuto. Ma buono. Ma fammi piacere, tu non sai fare un caffè. Non ti offendere, sei una brava donna di casa, sai cucinare tante cose, la frittata di maccheroni, la pasta e fagioli, la frittata di cipolle, ma il caffè non è arte tua, bella mia. Mi hai spiegato spiritoso questa mattina, bravo, beata a te, beata a te. Lo presepe sta, Madonna santa, là, chi dodo, che ti mette a paura. la colla per il presepe l'avete scaldata. Ma ieri io non sono sciatata, mi sto scendere a fare spesa. Senti, fai una bella cosa, vai in cucina, accendi tutti i fuochi dei fornelli, che là in cucina è più caldo l'ambiente, mi lavo in cucina, e scarfa la colla per il presepe e in un pentolino un po' d'acqua calda mi faccio la barbina in cucina. Sono finiti i comandamenti, sì. E abbiamo cominciato la giornata con lo presepe a barba. Io avete scendere a fare spese, no, a pranzo oggi ci mangiamo la colla. Andiamo a scaffare la colla e magari mi aperto l'occhio, magari mi aperto l'occhio. Alzati, alzati, lo so che non stai dormendo, alzati. Tu, vergogna, l'età tua ancora a letto a questo punto. All'epoca mia, quando io avevo la tua età, accompagnavo mio padre, io andavo al lavoro, gli baciavo le mani perché allora c'era rispetto per i genitori. Poi lui andava a lavorare e io me ne tornavo a letto un'altra volta. Alzati, andiamo, alzati! A zuppa e latte. La zuppa e il latte te la vai a pigliare in cucina, perché qua non tenevo la corte in Spagna, va bene? Tua madre non è la tua servitrice. Andiamo. Se non me la portate dentro al letto non mi soso. No, tu ti sosi, se no ti boffi le pacche e ti faccio ricordare stai aiutando, va bene? Castato, voi, a mettere canto, tipo non capisci tu che fai a fare, stu presepe, una casa inguaiata, che una che se ne vanno, almeno venisse buono. Oh, vero, almeno venisse buono. Si vede buono, non vede buono, che ne sai tu? Viene buono, non ti preoccupare che viene bene. Mio fratello Pasqualino si è alzato. Sì, si è alzato, quello scocciante di tuo fratello. Niente di meno, per un po' che catarra che ha tenuto, si è fidato di stare dentro al letto una settimana. Ah, sei svegliato, zio Pasqualino? E sapete se esce? Come non esce? Ha detto che esce perché dopo la febbre che ha tenuto sa di fare una bella passeggiata, pigliano poco per riposare la motiva. E sapete se si veste? E che esce nudo. Si capisci che si veste? Ma perché? No, niente, io dicessi è meglio che non esce, perché non si mai prende una ricaduta, avete capito? Io lo dico per lui. Adesso Lucari, buongiorno, buongiorno, una concè. Buongiorno, come andiamo? Come andiamo? Meglio. Lei si vede non c'è più febbre, niente. No. Si vede più colorito, poi aria. Sì. Aria fresca, aria pura, aria di mare, aria di mare. E faceva pigliare un po' l'aria pure la camera dove è un ritrovo di microbi, stai chiusa 7 giorni. È quella malattia. A te una piagaraccia, ogni onda del mare, un respiro profondo. Io quello volevo fare, volevo arrivare fino al bancolotto. A proposito, una concetta, io non ho potuto trovare le mie scarpe. E le volete da me, sì? No, ma io sono stato una settimana a letto con la febbre. Ho solo chiesto se le avete viste. Ma tu quando ti sei coricato dove l'hai visto? A piedi del letto come sempre. E guardate bene perché là stanno. Non ci sta niente, una concetta. Le scarpe sono sparite. Ha dimandato a nonnino lui. Non cominciamo stamattina. Senti, zio, io non è proprio tipo che mi vende le scarpe e tu. Sta venuto le scarpe. Come sta venuto le scarpe? Come sta venuto le scarpe? Ma come, Lucari? Io mi sono ammalato, sto una settimana a letto con la febbre, mi sono e non trovo le scarpe. E com'è? Disgraziato, com'è? Oh, tu
avete le cavicchie in questa maniera, capito? Guardate, che dopo avevi pure ragione. Hai ragione, sì. Caro zio, io ho parlato col dottore, quello ha detto che tu dovevi morire. Io dovevo morire. Ah, immagino venuto pure un cappotto. Questo disgraziato! Pure un cappotto, scarpe e cappotto, ha fatto l'abbinamento, ha fatto disgraziato. Un cappotto innocente, Luca, te lo ricordi quando era bello? Chi le la foto della scozzese, quello con la mantellina. Tu non hai chiesto. Lo tenevo, così ai pazzi, disgraziato. Ma perché non lo chiudevi? Ma perché non ve ne andate? E come me lo pago senza scarpe e cappotto? Dite, così ai pazzi. Per adesso arrangia così, ti chiedo queste scarpe mie, domani usciamo, ti compro un altro paese. Grazie. Viaggio obbligazione a te che mi fai discutere con mio fratello, che questo col carattere fumantino che tiene in giù ne stavi mai a caffè. Luca, che lo sapete, una roba mia, ma io che devo fare? E che devi fare? Ah, Pasca, pigliati una camera mobiliata, vattene a vivere per conto tuo, insieme, non ci potremo stare più, va bene? Hai ragione, me la trovo una camera, me la trovo così tolgo il fastidio. Così, pazzi, lo sapete, la mia roba prima che muore. Aspetta che muore e poi te la vendi, dico io, no? Ha ragione. A parte il fatto che io sono il fratello, la roba sua aspetta a me. Guardate, chi se ne è nato? Ma quale roba sua? Ma quale roba sua? Io non devo niente, sono pover'uomo. Oh, dicevo, ove mai, Ove mai, tu sei mio fratello, tu. Così, pazzo, guardate. Dagli man forte, bravo. Ora vorrei i miei amici del bancolotto qua, io. Perché dicono sempre, beata a voi, Don Pasquale, che state in casa di vostro fratello, ti vogliono bene, state insieme. Ma che se la sapete che passano in Ma tasca? che basta, ma sapete la verità. Diciamo. Tu papà, c'è di ragione. Mia moglie cambia il vestito, ti cucina, ma che mai non hanno più, ma ringrazia a Dio. Vabbè, allora io chiedo scusa, Don Luca, se vostro figlio mi ha lasciato senza scarpe e cappotto. Oh, sono io che chiedo scusa se abbiamo toccato le scarpe di famiglia. Ma io mi inginocchio e tolgo il fastidio da casa vostra. Il cappello, la mamma. Me lo pago, così passi. E parente, chi si parente? Uè, che anche i parenti, i che belli parenti. Va, cammina. Hai sentito? A te, alzati! Uè, e lo vuoi fare prendere un colpo d'aria al ragazzo? E se ci vuole essere un colpo di rivoltevole. No, voglio la zuppa e latte, mamma, la zuppa e latte. No, te la preparo io, la zuppa di latte, te la... Ma guarda, se lo porta a superato l'indoletto, ma venga la coppa bassa tutta qui. Oh, Luca, che facciamo sempre... Lo stai crescendo per la galera. Per la galera, anzi. Ma possibile che devi mostrare sempre questo carattere selvatico, indisponente? Tu non sei così, io lo so. Tu in fondo sei un bravo ragazzo. Ti devono prendere per il verso giusto. Ma ti dovresti cercare un lavoro, che non puoi stare senza fare niente. A scuola non ci sei voluto andare più, arrivata alla terza elementare, basta, voglio andare a lavorare, E allora, esci. Mi sai, sta nei negozi, nelle vetrine, tanti cartelli, cercasi commesso. Tu ti presenti, può darsi che da cosa nasce cosa. Devi lavorare. Sei curioso, eh? Guarda, hai visto qua la scala? Qua faccio passare i pastori con le pecorelle e le caprette che portano il latte a Gesù bambino piccolo nella grotta. Ti piace per esempio, eh? No. È strano che non ti piace, perché è una cosa sacra. Tua madre dice che questo vestito che c'hai si è fatto vecchio, si è consumato. Vabbè, te ne compro uno nuovo io, eh? Ti compro pure 2 o 3 camicie, qualche cravatta e ti regalo pure 10 lire, così fai bella figura con gli amici, andate al caffè, ci offro io, va bene così. E qua faccio il laghetto con l'acqua vera. Sì, l'acqua vera. Bene, sì.
Io metto l'enteroclisma dietro al presepe, faccio scendere la... A cose religiose, un lenteroplismo da dietro. Vabbè, sempre una cosa sacra, ma non ti piace il presepe? Non mi piace. Ma com'è possibile? Per esempio piace a tutti, piace a gente con tanto di barba, gente professori di università. È una cosa bella, guardalo da qua, non è finito. Mi piace, che c'è fare se non mi piace? È colpa mia. Sto guardando, noi lo tengo in faccia. Niente, non mi piace. Ah, Non ti piace? no. E allora vattene, vai a lavorare, esci, cammina, vai. E va bene, me ne vado. Ma vedete un pochino, non mi piace, ma da piacere a forza. Cammina. Ma non vi preoccupate, che me ne vado. Bravo. Anzi, ma mangio prima la zuppa e latte e poi me ne vado. Superato, bene mamma, oi? Oh, bene, bravo, e figlia mia che si alzò, ma quando sei bella. Luca, che tu che vuoi mangiare allora questa mattina? Come? Che cosa vuoi mangiare questa mattina? Ah, questa è la prima presa in giro della giornata. Che vuoi mangiare stamattina? Ti dico che voglio mangiare, tu poi fai un'altra cosa. Non lo so, teniamoci leggeri, in vigilia, fai un po' di brodo vegetale e ci butti dentro un po' di tubetti. A me i tubetti non mi piacciono. Tu te ne devi andare, sono tubetti che non ti riguardano. Senza la frutta, perché domani è quella santa giornata, se ne vanno un sacco di soldi. Allora, Luca, che io qua dentro tengo 20 lire, Allora 5 lire te le lascio là sopra da avessero a dire qualche pastore. Vabbè, 15 lire le dobbiamo spendere per forza per mangiare che mamma fa. Ecco qua, l'ultima colazione nella casa paterna. Mamma, mi hai perduto. Quel padre snaturato mi ha cacciato da dentro al focolare. Ma tu che stai dicendo? Già, la tua creatura non c'è più. La tua creatura se ne va. La tua creatura è sparita. Ma che ha detto? sta pigliata a 5 lire. Ma io te la benedico quella 5 lire, ma se non ti fai parecchio. Ma posso sapere che cosa gli hai detto? L'ho cacciato di casa, deve andare a lavorare. Ma come in queste sante In giornate? queste sante giornate devo andare a lavorare e poi lasciatemi in pace che devo fare il presepio Ma domani. io posso sapere che cosa gli hai detto? Se ne deve andare, cammini, Madonna Santa, Lucarie! Ma che esagerazione! Ma tu stai facendo parte della rinambranza, là, che metterci 5-6 soldatini, 5-6 pupazzi, e come vanno. E Sei tu. buongiorno papà, buongiorno a tutti. A chi sei e a chi non c'è, peggio per lui. Siamo nervosi, Ho capito. Hai litigato un'altra volta col tuo marito. Ma perché? Perché? Quello è un bravo uomo, ti vuole tanto bene. Perché avete litigato? No, dico perché avete litigato? Perché avete litigato? Questo è un altro capolavoro di me. E io sapevo, pare che non era colpa mia, Allora, sì, mamma, grazie delle cose che mi hai detto, perché questi sono forzato e non me ne vado sempre a stare, ma cerchiamo di stare Non cagamiglieri. Che vuoi sapere tu? Che vuoi sapere? Stai facendo il presepio, fai il presepio! Vabbè, io faccio il presepio. Se poi vi trovate in mezzo ai guai, non venite a chiedere aiuto a me perché io faccio il presepio. Un altro linguaggio. Ma insomma parla, che è successo? Mamma, ma sono messo cappiello e me ne sono chiusa. Oh Gesù, ma tu sei pazzo. Tu sei pazzo e adesso certamente quello tuo marito viene qua. E io non ce la faccio più. E non tur niente, con sta gelosia. Perché tu, figlia mia, avessi camminato un po' più dritta. Io tu sono mamma, tu pozzo ricciolo. Che faccio, Che faccio? E statela zitta, facetemi sto piacere. La verità, mamma, è che faccio solo chiacchiere. Gli avessi fai fatti.
Ma li faccia, qua fatta. Ha già scritto una lettera a mio marito. Lo lascio un mamma e me ne vado. Lo lascio un mamma e me ne vado. Ma che stai dicendo? Per il signor Nicola Percucco. Urgente. No, il nostro matrimonio fu un errore. Un errore? Un errore, è vero, mamma, un errore. Perdonami, sono innamorata di Vittorio Elia e fuggo con lui questa sera. Addio, Ninuccia. Addio, Ninuccia. Mamma, mi dovete credere. Quando mio marito mi cerca e mi viene vicino, io me lo strappasso lontano. Non lo sopporto, mamma, non lo sopporto, ma perché? Perché ha già sopportato sta disgrazia, la vita mia. Ma ricordate, quando voi e papà mi dicevate sposa da Nicolino. Nicolino è un uomo ricco, farai un bellissimo matrimonio, le tue amiche ti invidieranno. E la mia felicità, mamma, quella che ho perduto, io la sto pagando con l'inferno che tengo dentro. Ma tu sei pazza, tu lo vuoi fare morire a quel pover'uomo? Faccia tosta che non sei altro, dammi quel calendarone, ma vieni a sta zitta, Madonna mia bella, mi sa come fornisce, ma stufato. Mamma, fornisce come da fornire. Ninu, siendama buona. Se dici un'altra volta quello che hai detto, questi occhi miei, tu non li vedi più. Quello ti è marito, capito? Marito che hai fatto uno qualunque. Quando non lo voleva bene, ci pensava prima. No, mamma, no. Io non lo volevo, voi me l'avete fatto sposare. E poi fatto, non c'è sta niente da fare. Me lo scappo. E io ti vengo a casa in faccia. E a chi hai aspettato? Vatti, ditelo. Ma perché? Perché la sarà così disgraziata? Ma badate che io non so chi siamo come una volta. Mamma, i nervi sono nervi, io non li controllo. Mamma, che come sto E chi ha scassato ora? Luca, tu capuame no! È stato tua figlia, pigliatella questa! Colpa tua! Sì, colpa mia! L'hai viziata! Beh, l'ho viziata, è colpa mia! Tutto quanto va pigliato con me, già sta in mezzo! Luca, io non ce la faccio più! No, non ce la faccio più con te! Con presente, con tua figlia, con il marito, ma lo sai che faccio, Luca? Io vado là, apro la finestra e mi butto a pazza! Perché voi a me m'avete distrutta! Pascalino, ieri mia moglie si è sentita male. Luca, tuo figlio sarebbe pure le bretelle. È morta! No, che morto, no. Ma non capisco. Accendi le candele. Madonna mia, fammi la grazia. Grazie, Fammi la grazia, falla guarire. Come ti senti? Parla, fai un discorso. Sta meglio, papà, sta meglio. Sta meglio. Sta meglio. Spegni. Sta meglio. Non è stato niente, papà, state tranquilli. Ma allora che è stato? Che è successo? Non è stato niente. È inutile che domandi perché non si può sapere niente. Luca, tuo figlio si è pigliato pure la cinta, che voleva fare? Trovati una camera mobiliata, vai a vivere per conto tuo. Ma chi è troppo maturo però? E che è stato? Ma mette da fare un presepe un'altra volta. Papà, e tu pensato presente? No, è per dire. Andate. Mamma, come stai? Come sto? Ma tu mi vuoi fare morire a me? Ma come? Tu vai a scrivere quella lettera a tuo marito dicendo che ti sei innamorata di un altro, che te ne vuoi scappare con lui? Ma tu lo conosci a tuo marito? Quello è un uomo che scherza poco, se ha pure una cosa del genere, quello ti uccide, a mamma, quello ti uccide! Giura bella che non ce la mandi quella lettera a tuo marito, giurami che fai pace con tuo marito e che finisce tutto cosa, giura bella! Lo giuro, mamma, lo giuro. Ma che è successo, mamma? Si è sentita male mia moglie. Ma come si è sentita male? Sì, ma adesso sta meglio, non vi preoccupate. Ah, sta bene? Meno male, vallo. Sta bene. Senti, Nicola, quello fra donne si confidano fra di loro, con me non parlano, ma noi fra uomini ci possiamo parlare. Ma che è successo fra te e tua moglie?
Ma niente, papà, niente. Ma che da essere, Ma che mi fa l'opera tutti i giorni, tutti i santi giorni. Ci dobbiamo litigare come se fossimo due innamoratieri. Papà, voi lo sapete, io sono un uomo serio. Vabbè, è stato un malinteso, fate pace. Mamma, voi lo sapete, io sono il primo a fare pace. Ma che l'esse che non si può capire proprio in nessuna maniera. Ehi, tu sei tornato, Sì, ho deciso che faccio prima Natale e poi me ne vado. Brava, mamma bella. Caro Nicola, io sono stato sfortunato con i figli. Mia moglie li ha viziati, io lavoravo, non potevo controllare. certo. E vabbè, come fa? Facciamo pace anche questa volta. E non ne parliamo più. Ma una volta che non vi potete vedere, dico io, ma perché non vi dividete? O no? Ma perché non ti stai zitto? Ma perché? Scusa. Papà! Riculite che la metto là fuori! Scusate, non me ne so accorto. Permettete, scusatemi. È curiosa. Si scostumato, no? Scusa, Ma non si dice così. come si dice? Si chiama in disparte la persona, si dice, senta, lei ha la camicia fuori dai pantaloni, evidentemente si è vestito in fretta, provveda, si copra. Tutto su papilla, già. Scusatemi papà, ma quando che io non mi fa capire più niente. Ma cominciato da prima mattina a discutere. Ah, ti può fare il carattere viziato, quando era piccolo, quando era giovanetto. Leggeva, la chiamavamo la romanziera. La romanziera. La capicina di libri. Sì, nonostante la malattia, papà, Ah, sì, ricordate? come no? È stata malato quando era piccola e vedi il tifo. Il tifo? Ti se ne carattere tutti i capelli. addirittura. E poi non ti dico, quando vi siete sposati dove lei in casa è stato un lutto proprio. Mia moglie piangeva da una parte, io piangevo dall'altra. Ma papà, lutto? Ma che sarà, scusa, un delinquente nostra figlia? No, che c'entra, tu sei la corona della mia testa. Grazie. Voglio dire che era il dispiacere e la figlia femmina lasciava la casa paterna. Te io sposati, lui avesse fatto una statua d'oro. Ma non pazziate, ma che dite? Già, perché io mi sposava essa. Vabbè, che c'è io? Parlo per assurdo. Se tu eri femmina e io ti dicevo sposo da Nicolino, tu ti sposavi a Nicolino. Sì, come no? Si va fresca tutta e due. E io sto facendo un'ipotesi. Se eri femmina io ti dicevo sposo da Nicolino, tu dovevi obbedire e ti sposavi a Nicolino. Non signore, perché io vi avrebbe detto non lo voglio. Sto facendo un'ipotesi. Se tu eri femmina e io ti dicevo sposo da Nicolino, tu ti sposavi a Nicolino. No, perché io vi avrebbe detto non mi piace. Va Sono bene? cose dall'altro mondo. Quello mi deve contraddire anche delle cose impossibili. Ma non mi chiama la questione, è inutile. Voglio tossicare la vigilia di Natale. Mia moglie ha preparato un pranzo, una cena natalizia. Bene. Aragosta a spigola, la maionese, l'insalata di foglia. Quello ogni anno Dio comanda. È vero. Oh, papà, poi se permettete quest'anno pago tutto io, eh? No, facciamo a metà. Ma facete come papà a mio punto, Ah no signore, tu c'hai l'azienda, gli operai, tu devi pensare a lavorare. Sempre. E poi arriverà la ricompensa. Grazie. Ah, poi vorrei io scendo e vado a fare stu poche spese. Allora, dove vai? Che sei stata male fino a poco fa. Vado io. Ma dove andate tutti e due ci mancherebbe altro, adesso ci penso io, eh? Quando il mio canzone a fare la spesa vi faccio portare a Cangoppa. Vi faccio comprare anche una bella gallina, così vi fate un po' di brodo, eh? La gallina. No, ma io veramente ho chiesto un po' di brodo vegetale con i tubetti. Ah, il brodo vegetale. Oh, non signor papà, scusate. Io vi mando una bella gallina, vi fate un po' di brodo che vi sostiene tutto, eh? Ah, è che io lo desideravo da tanto tempo, un po' di brodo vegetale. Allora me lo fanno con i tubetti. Fate bene. Ma non signor, scusate papà, ma che sostanza vi dà il brodo vegetale? Mangiate la gallina, sentite a me. Vabbè, tu mangi la gallina, io mi faccio il brodo vegetale. E allora andiamo, papà, ci vediamo rimane qui. E fai pace con tuo marito. Sì, non vi preoccupate, arrivederci. Andiamo, papà, ci vuole una santa pazienza, ci vuole. Ma tu sei un santo. Ma che santo. Devi avere pazienza. Devi avere pazienza perché in fondo la ragazza è di buon cuore.
Tu vai a sapere che quando era piccola beve il tifo. E per il dottore ti ordinò una medicina amara che non la voleva pigliare. Allora io ti dissi, figli della medicina, che quando guarisci papà ti compra un bel regalo. E lei disse, papà, portami al circo. Voglio andare al circo a vedere i cavallucci che saltano. E io la portai poi al circo. E vedevo che teneva le manine, credevo che rideva, invece piangeva. Dico, ma perché piangi? No, perché il domatore frusta i cavallucci, sono amici. Io non c'ero età di bambino, tu sai già fare. Quando la vedi nervosa, capricciosa, porto circa, ma che dite? Ma quale circo? Ma che dite? Ma quale circo? Io circo? Che la figlia vostra è cresciuta, non è più una creatura. E poi voi lo sapete meglio di me. Io a Ninuccia la voglio troppo bene. ma lo so, tu sei un santo. Ma che santo, vabbè papà, io vado che si è fatto tardi. Allora ci vediamo domani, mi raccomando, mangiate la gallina. Senti Nicola, ma è tua questa lettera, è roba tua. Che cosa? Questa lettera? Sì, sarà per me. Grazie assai, Allora ci vediamo domani. Per un santo e sereno Natale. Santo Natale per tutti. Signori, e oggi come vi sentite? No, perché scusatemi se mi permetto, ma vedo che avete una faccia stanca. Però sai, con mio marito sono arrivata proprio all'avvilimento. Ah, e che me lo dite a fare, canale da Concetta? Io sono il portiere del palazzo e so tutto, tutto. Ah, capite sapere. Io sono una povera martire. Oh, cielo, mi ha castigato con un marito che non ha voluto e non ha saputo fare mai niente. In 25 anni di matrimonio mi hanno guaiato una casa e che sono più quella di una volta io. E se non era per me, Don Raffaele, sapete quante volte sta casa forse aiuto sotto il locco? Voi avrebbe dovuto nascere mascolo, No. con il pantalone, e io glielo dico sempre a mia moglie, quella donna Concetta al piano di sopra, avrebbe dovuto nascere con il pantalone. Mo sì, che state dicendo una cosa santa. No, dico, ma voi guardate se è possibile, no, ma che l'età sa da mettere a fare per esempio. Io sono chiuso per dire Luca Riego, fa un'anima creatura, mi pare una spesa, e non perdi tempo inutile. Uè, chi mi ha risposto, oh, lo faccio per me, ci voglio scherzare io. E che ne volete sperare? Adesso è sceso di corsa per andare a comprare certi pastori che si sono rotti. Ma voi potrebbe stare nella pace degli angeli, quella vostra figlia si è sposata. Carina. Certo, vostro figlio non dirlo vi dà un po' fastidio. Ma quando mai, ma posso maschera, chi è guaglione? Fa qualche pazzaria, si capisce, ma tutto è perdonabile. È maschio. Ma anche mio marito è maschio. Però sta sempre che a capo in do presepio e pensa solamente al presepio. Don Raffaele, il guaio dentro a questa casa è mio marito. Ma che vi devo dire, cara signora? Ci vuole la pazienza. Ma vostra figlia poi a Natale che fa? Viene, sì? Certo che viene, più tardi la vedete di venire con il marito. E allora per 100 anni e con una buona salute. Sì. Con una cosa, io mo me ne devo andare perché ho lasciato il palazzo solo, Comunque se mi volete mi chiamate. Sì, grazie assai. A proposito, ma poi vi sono piaciuti i capitoli che vi ho portato? Belli. A me mi fanno schifo, la verità. No, perché parlano tanta serpente, mi fanno impressione. Però quelli ci piacciono assai, a mio marito ci piacciono fritti, io ci faccio fritti perché come saccio fare e fritti non sapo fare. Certo, quello pure a me il capitone mi piace fritto. E a Natale me lo cucino io. Mi posso sentire? Accomodato, ma Sì. per carità, Quello lo vorrebbe cucinare mia moglie, ma io glielo dico, levati a miezza perché il capitone non è arte tua. È difficile. Io sapete come lo faccio?
io prendo i pezzi di capitone uno a uno e li imbruscino nella farina. Insomma, li infarino tutti quanti ben bene. Pure li faccio. Però poi so io quando è il momento di buttarli nella padella per friggere. Ma quando è? Come quando? E quando l'olio spara, quando inizia a fare po 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 po, quello è il momento di friggere il capitone. Anche io faccio così. E vi assicuro che viene di una squisità unica. Lo saccio. Signori, il capitone fritto è la morte sua, è la vita mia. È detto tra noi, signori, io Natale non lo faccio con mia moglie. Ma no. No, io lo faccio con il capitone. E mo scusate, ma me ne devo andare veramente. Comunque vi ripeto, se mi volete, mi chiamate. Io sto a esposizione. Grazie. Statevi bene, tanti auguri. Auguri. Quando sono scocciato, abbiamo superato ogni limite, abbiamo superato. Guardate, Ma che è stato, ma... Ecco a destra, una croce a destra, che sono sparite altre 5 lire, questo è stato. Ma insomma, voi credete che quei soldi li vado a rubare? Io per guadagnare 10 lire devo diventare cieco una settimana a scrivere numeri, rindo bancolotto, 45, 79, 44, ma questa volta il Mariolo il ladro lo trovo. Sì. Perché ieri sera facendo un segno sopra tutti i soldi, una bella croce, e si trova a 5 lire che la croce a coppa mi faccio attaccare a pazzo, Sì, ma chi sa pigliava sta 5 lire posto, non Pasqua. E chi sa pigliava una croce, si serve ziello, rindassa a casa e fa nannini. Guardate come parlate, mio figlio Renare non lo tocca. Non lo so. No. Ma come quello ieri ha confessato che si è venduto scarpe e cappotto. È stata una combinazione, ha scherzato, guaglione. Una combinazione a scherzare. sì. Una cuccia, quello è mio nipote, il figlio di mio fratello. È malo, non ne posso parlare. Ecco, bravo. Ma l'ho sorpreso più volte con le mani nelle tasche del mio gilet. Come volete voi? Ah, come volete voi? Come volete E voi? quello, poi, livello mobile. Mo stai nato un po' con me e poi te ne vai, Buonasera. Mamma, che c'è sta Vittorio? Ah, voi. Si Pascalì, buonasera. Questo qua è Vittorio, è un amico mio, va bene? Buonasera, tanto piacere. Voglio, tu ti hai pigliata a 5 lire la coppa a colonnetta, non negare. Ma quando? Cosa, a 5 lire, non tosso che Natale? Non signore, non mi ha pigliata niente, ma veritano poco, ma dico che è cosa che annanzi a un amico che non mi fa fare figura Marione, mamma! Ha ragione la creatura, sì. Ma potessero pure farmi una Pasquale, me lo state facendo piangere con il singhiozzo. No, non mi preoccupare. Chissà quale te, chissà. Guardate, quello minaccia, ma che minaccia? Io sono il fratello di tuo padre, tu hai capito bene? Ora che vieni io gli dico tutto, hai capito? Cosa la singoli? Data voto! Ma vedete bene, fosse caduto per terra. Ho visto bene, a terra non c'è niente, ma non c'è. E vabbè, per scrupolo mi voglio accontentare, mi vengo a controllare in camera mia un'altra volta, sotto la colonnetta, sotto il comodino. E a te, prega a Dio che trova 5 lire, perché se non lo trovo, guarda, tu mi fai fare un giuramento sacro che io non ho mai fatto. Io giuro sulla testa del direttore del bancolotto di Napoli che ti manda in galera. Hai capito? Poi, Siente, vieni a casa, scusa, Siente, beh, guarda che si trova a 5 lire e me lo faccio un giuramento. Io ti giuro, ti faccio una querela, capito? Ti già fa una causa, ti già mangia pure le cassettille. Mamma, permetti? Permetti, mamma. Chiama prega. Voleva passare, così capacità la trova e dice lì. Donna Concetta, mi avete accolto proprio freddamente? Che aveva fame, aveva mettere a zumba. No, ma che sa, c'è anche un po' di comprensione. Un po' che comprensione. Voi ve ne dovete andare. Più tardi qua viene mia figlia con il marito a fare Natale con noi e non ci vogliamo intossicare la serata. Ma perché non volete capire? Perché? E non facete scema. E adesso ce li tengo io gli occhi addosso a che la faccia tosta di mia figlia. E stava accorto perché il marito sa tutto cosa, viene la lettera che Luca Ariel senza sapere niente ci ha consegnato nelle sue mani e so solamente io quello che c'è voluto per fargli fare pace, le lacrime mie. Donna Concetta, la figlia vostra voglia bene. Guardate, quello ve lo dice in faccia come se quella fosse zitella. Mia figlia è maritata, avete capito? Maritata. Ma voi a chi siete venuti a guaiare? E avete ragione che io sono una donna sola, perché mio figlio è un guaglione e mio marito è come se non lo tenesse. Perché se io avesse tenuto a un altro uomo vicino, sta storia fosse già fornuta. Non vi pigliate collera, me ne vado. Bravo. Ma se voi sapeste quello che stiamo soffrendo io e la figlia vostra, voi non parlereste così.
Non va bene, marito. Non va bene. Oh, va bene. Oh, va bene. E andatevene. Chiamatemi. Ma c'hai... Ma c'hai... ma... Mettetevi là, sta tornando mio marito, mettetevi là. Ma che, stavi uscendo? Oh, non è che credevo che avevi tozzuliata. No, non ho tuzzuliato e tu hai aperto la porta. Mi sembrava allora mi trovavo venendo e ha già aperto la porta. Telepatia. Lo sai che cos'è la telepatia? No, Quando io non tuzzulo e tu arapave. Ma chi è? quella è un'amica e Nillo che se ne stava andando. Andiamo, buonasera. Ne stiamo andando, proprio. Buon Natale, auguri. Aspetta un momento. Siete amico di mio figlio. Sì. E mi fa piacere che mio figlio conosce anche persone vestite bene. C'ha pure i guanti. Avete visto il trasero? No, no. Ce l'hai fatto vedere, eh? Tenevo che fame, metteva a fare le prese. Alle vostre spalle. Ah, e questo l'avete fatto voi? Io, contrastato in famiglia. Perché non apprezzano la mia passione. Anche quest'erba qui, Sì. l'avete messa voi? Io la metto e io la levo. E questa neve sparsa così bene, pure voi l'avete messa? Io, la neve, Sì. io. Bravo, bravo, complimenti, Se pare che mi sfondo. No, non credo. Questi sono i re magi che ho comprato stamattina perché uno si era rotto e allora ho detto ma ne compro tutti e tre nuovi, faccio questa spesa, sono belli. E questi li avete scelti voi? Io, fra centinaia di bastoni che ho scelto io. Bravo, bravo, complimenti. Voi siete amico di mio figlio, eh? Ho capito. Io non c'è venuto. No, non ancora. Stiamo aspettando mia figlia che viene col marito. Mia figlia ha fatto un ottimo matrimonio, un industriale di corno, tutti oggetti di corno. Nicola per fuoco, lo conoscete? No, mai sentito. Una bella casa a Posilico, terrazzo sul mare, bella assai, proprio c'è la cucina, Quanto è bella quella cucina. bella cucina grande. Loro stanno lontano perché da Posilico a venire qua in centro ci vogliono almeno 2 tram e allora ci vediamo raramente. Ma poi quando sono queste festività, Pasqua, Natale, vengono qua e ci riuniamo. Come? No, dicevo quando sono queste feste, mia figlia viene qua col marito e ci riuniamo. Sarà il freddo, no? Ci riuniamo. Vengono e mangiamo assieme. E Tommasino dove sei? Tommasino sta in camera di tuo fratello, quale dice che Tommasino si è pigliato 5 lire. Ah no, questo no, ladro mai. Ma e non spingeva, ma venite un po', che lui non ha trovato niente, so piglio con me. Tu vedi? E che sta? È stato che tuo figlio si è pigliato 5 lire, fagliela posare a noi. Un momento. Non accusiamo senza prove. Ecco. Vieni qua. Perché caccia? Ti devo perquisire. Signore, ma guardate un po', si è già subito umiliazione, non sa chi, lo dico io. Ma scusate, aspettate, ma sta 5 lire, no? Me l'ha già avuta via per forzia. E chi sa? Ma chi vieni in questa casa? Spiega. Ma io che ne so, guarda chi sono gli amici miei in questa casa. Amici, fatti perquisire. Che devo fare? Fatti perquisire, fammi aprire, avanti. Fammi vedere se... Ah. Eccola qua. Ti piace per esempio? No,
Qua stanno 5 lire. Lo sapevo, aspetta. Ma intanto presepe non mi piace. Ecco. Fammi controllare se c'è il segno, eccolo qua. La croce che ho fatta ieri sera, Riccardo, questa è la mia 5 lire, Mario. Basta. La croce. Guarda com'è chiaro il segno, preciso. No. E qua ci sta la stella che ci ho fatto io. Hai fatto un segno pure tu? E allora lui ruba a te e tu ruba a me. Vabbè, guarda, io avevo cambiato 50 lire dal tabaccaio e 5 lire l'avevo messo sopra il comodino. Perfettamente. E quando ti stiamo a pago, non è te ci facetta. A posto, mi piace. No, il segno sopra, sarà capitato. Se è vigilia di Natale non mi voglio intossicare. Va bene. E non lo fare più. Non lo facciamo più. Meglio. Va bene, io me ne vado, tolgo il disturbo, No, perché? No, sono andata io, quella ha fatto tardi. Sono tornato un po', che ma... E Natale dove lo passate? Ma io sono solo qua a Napoli, la mia famiglia sta a Milano. Adesso me ne vado in una trattoria e poi mi ritiro. Oh, e che malinco lì, un amico di mio figlio va a passare la vigilia in una trattoria solo. No. Restate a cena con noi. Zittosa, faccia a te. Facci sta buono. Che la faccia la miseria. Quello mangia poco, è signore. Questa ci fa piacere. Signore, accettate quello mio fratello, ve lo dice con tutto il cuore. Un amico di mio figlio che va subito alla trattoria. No, non posso, veramente. Accettate, signor Vittorio, accettate. Non posso rimanere, la signora lo sa che non posso. Andiamo, accettato, ormai ha accettato. Accettate. Hanno bussato, Voi siete un mascalzone, ve ne state approfittando di una situazione imbarazzante. Signora, io non mi potevo rifiutare. Buonasera mamma e auguri. Auguri e buon Natale a tutti. Auguri. Quanto sei bella mamma, come stai elegante. Ti piace mamma? Avete visto come sta bene, mamma? La collana e il vestito sono il mio regalo di Natale. bene, Nicolina. Ti vedi pure un cappiello? Sì, come no, dammi a me. Eccoci qua. Dite con la stessa figlia. Guardate, Mamma, auguri, Auguri per un Natale di pace e serenità. Oh, ma no. Scusate, abbiamo fatto un poco tardi, avevamo perso il tram. Di queste giornate c'è sta una folla per strada. Tutti quanti pensano a comprare i regali all'ultimo momento e non si circolano. Rinuncia bella. Auguri. Auguri, Don Pasqualini. Allora, come andiamo al bancolotto? In questi giorni tengo la capo piena di numeri, tutto che giocano terno, quaderno, non si capisce niente. È normale, tenderà la fortuna, è giusto. Oh, dunque papà, ci siamo tutti per la cena, Tutti, anzi c'è uno in più. È un amico di mio figlio. Si chiama Elia, signor Elia. Voglio presentare mio genero, Nicola Percuoco, industriale di corno, oggetti di corno. Vittorio Elia. Ma che sorpresa! Auguri e buon Natale! E tanti auguri anche a voi. E tu non lo sapevi niente, Non sapevi niente! State ferma che mano. Come? Ci vediamo domani? Che è successo? Niente, No, come niente? Che è successo? niente. Ma che è successo? Niente, che è successo? Niente. Non sapere mai niente. Di nuovo, accompagnami in cucina che così mi dai una mano. Mamma, ma che è stato? Niente, belle mamma, niente. No, che è stato? Niente, vediamo. No, che è stato? Niente, Cosa è stato però? Voi mi darete una spiegazione. E di che cosa? Ho sapito meglio che Questi sono i re magi. Gaspare, Melchiorre e Baldassare. Piacere. E restano a mangiare con noi questi qua, sì. Ma che stai dicendo? Dico, Ma che resterà? I pastori. I pastore, La capa sta nata a parte. Caro signore Elia, mio genero evidentemente ha fatto qualche discussione con la moglie. La moglie lo vorrebbe a dieta, che mangia verdure, insalata. Io non mi piace mangiare, mi piace di mancadure. E allora ogni tanto c'è qualche contrasto. No, contrasto. No, vi sbagliate. Anzi, ma come in questo momento io vedo
che c'è un accordo completo. Vabbè, a noi ci fa piacere. Quando fra marito e moglie c'è un accordo completo. Caro Vittorio, siete capitati a trascorrere il Natale in una famiglia proprio napoletana. Qua si discute, si pare che si sta macerando da un momento all'altro. Ma in fondo ci vogliamo bene, tutti, anche questo mascalzone qua ha un caratteraccio, però in fondo è un bravo ragazzo. Pensate che all'età sua questo scrive ancora la lettera di Natale alla madre, chiedendo il regalo per l'anno prossimo, promette che sarà bravo. No, papà, non è così. Va bene, ve la faccio sentire. Però mi raccomando, non dite niente perché deve essere una sorpresa. Ma qua sorpresa. Oh, allora, Ci leggi. dice così. Cara madre, Cara madre, tanti auguri per il Santo Natale. Ti prometto che sarò sempre buono e rispettoso. Questo ti dissi l'anno passato e questo ti dico anche adesso. Cara madre, ho deciso, quest'anno mi voglio cambiare. Preparami. La maglia, mutande e cassettini. Ma per scasso piatto in faccia. Vorrei. Finisce. Ma che scherzate? Oh, spirito, pure si sa chi ci fa qui. Ogni anno è la stessa cosa. Non signore, è diverso. È uguale. Fammi finire, Birzin è diverso. leggi. Quest'anno mi voglio cambiare, preparami un bel regalo. Regalo. Cara madre, il Dio ti deve far campare 100 anni, assieme a papà, a Ninuccia, a Nicolino e a me, punto. E io non esisto, è vero. Ma che c'hai tu, scusa? Ma perché non faccio parte anche io della famiglia? Proprio da parte di padre. Mettimi subito dentro la nota della salute, Fambres. No, non lo voglio mettere. Ma perché? La devo mettere per forza. Mettimi dentro la nota della salute, se no ti appizza la furcuttata in E capo. tu stai scopiato in capo, poverino. Ah, Pascal, aveva ragione il nostro padre che ti chiamava un fiammifero perché ti appicciava subito. Aveva ragione sì, mi deve mettere dentro la nota della salute pure a me. No, non lo voglio mettere. Sentite, quando lo volete sapere, io mi sono seccato i pascalini, va bene? E sono cose che si dicono a uno zio alla vigilia di Natale. Non ce l'ho fatta. A scherzare quello il padre ride, che scherza se. Scherza se. Allora, diciamo così, va. 100 anni assieme a papà, a Ninuccia, a Nicolino, a me e 65 anni a zio Pasqualino. Ma insomma, mi hai perdere 35 anni così, a mano. Ma perché non da basta? Fammi basta, lo devi mettere 100 Ma anni. che ha fatto 100 anni? Tu ti annoi, io ti dico per te. Quando fa tutto il numero, capito? Metti 100 anni. Attenzione, cambio guardate, chi è andato Bangolotto? Tu metti 100 anni pure a lui, che il Padre Eterno poi sa quello che deve fare. Ecco qua, sta prendendo una schifezza. State campare 100 anni assieme a papà, a Ninuccia, a Nicolino, a me e 100 anni anche a zio Pasqualino. Però con qualche malattia. Può capitare, no? Tu sei calciatore, sei bianco bianco. Questi scherzi, però si vogliono bene, e soprattutto vogliono bene a moglie, a Concetta che provvede a loro, lava, sfiglia, cucina, e ogni anno ognuno di noi compra un regalo per mia moglie. L'anno scorso a mia moglie le spegnorai un orecchino che tenevi impegnato, mi facendo trovare sotto la commozione, quando mi piaceva, si mise a piangere. Quest'anno ho pegnorato l'orecchino e ho comprato un ombrello. Vado a vedere se viene. Anche lui ha fatto un regalo. Sì, anche io ho comprato una cosetta molto carina. Stanno sotto il letto, ma è piccolo. Vai. Sono piccoli pensieri che non possiamo spendere troppo. Basta il pensiero. Ma certo, basta il pensiero. Ecco qua, questo sei regalo, questo è tuo. Io no. Ha detto il venditore, lo potete aprire anche col sole, perché è bello a vedere, e il manico è di corno. Ma è bellissimo, Io ci ho comprato questa borsetta di pelle italiana lavorata a mano. Bene. Ho pensato una cosa,
quando è il momento di portare i regali a mia moglie, ci travestiamo da re magi. Ci mettiamo una corona di cartone in capo, una coperta al volo e a stelle di Natale. E cantiamo, tu scendi dalle stelle, Concetta bella, e io t'ho già accattata questo ombrello. Bello, bello. E poi posso continuare io allora, facendo tu scendi dalle stelle, o mia Concetta, e da giù cattata sta bursetta. Aspettate, scusate, ma io così non porto niente però, chi la borsetta, voi l'ombrello e io niente. No, tu vieni dietro a noi, Ma fai? porti la lettera e fai ta 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 ta. Non mi piace, ma vado. Ma quasi sei scappato tu capitone! Ma no, è che mamma per acchiappare il capitone ha sbattuto con la testa tutto il focolare. Mamma, Rivoli, non può capire che è successo. Che le sei perduto qua? ma guarda, ma tu c'hai i lavori pesanti, non puoi fare più. Ci vorrebbe una cameriera giovane, una bella pacchiata. Ci volesse una bella pacchiana. E quattro carabinieri per te. Allora andiamo a vedere a prendere il capitone. Facciamo un po' su quattro. Mamma, non fa male. Come non mi fa male? Lo state scassando tutte cose. Ma sei il vecchio di un cavallo, mi hai tirato un calcio vicino al ginocchio e strupiato. No, signore, ma non sono stati, che le siete si fa scalino, ma se pigliano a oliva, ha dato un calcio. E dare con si fa scalini. Tu hai buttato a terra tutta la credenza, ma togli Basta, vediamo di finire questa santa serata e di metterci a tavola in grazia di Dio. Tommaso, in belle mamma, vatta a lavare le mani. Ah, tutto quanto, ci hanno lavato le mani perché ci mettiamo a Mi do, venite con me, mi faccio prego me. Ho sistemato la camera mia. Gentilmente fate compagnia a mia figlia. Ma certamente, figuratevi. Non vi preoccupate. Nino, io non volevo rimanere. No. No, è stato tuo padre che ha insistito. Però se vuoi me ne posso pure andare, Ma fosse peggio, Vittorio. Ma io l'ho già capita. Tu mi vuoi far passare un guaio con mio marito. Tu ti sei messo in testa di far succedere quello che non deve succedere. Hai ragione, amore mio, ma non mi importa, capito? Non mi importa, guarda qua. Una lettera di mia madre. Vuole sapere perché non vado a passare il Natale con lei a Milano. E tu perché non sei partito? E beh, quando fai così mi facissa fa cose pazze. Ma allora per te non sono che niente più, Nino? Non sono che niente più. Vittorio, non sa ci stesse che già esce. Ora mi viene a casa, ti voglio bene. Non me niente! Però, Se ne va a scendere, non gli e qua, Vittorio, scende! non te va bene, moglie, non te va bene! c'è da scendere corsa! Subito! Tavolo in grazia di Dio! E mettiamoci a tavola, in grazia di Dio! La verità è che è una figlia vostra, che è la figlia vostra! E voi sapevate tutto! Che ella difendeva snapurato suo e voi sapevate tutto! Ruffiana! A me! E Moschina si tirò corazza! Che ti aspetta? E con te facevi contare! Mamma che faccino, mamma venite, prego! Non mi posso muovere, mamma, te quando sono muove, mamma, guarda! Signori, è per cortesia. E quando Don Luca finalmente sta riposando un poco. Ecco qua, servitevi, l'ho fatto fresco. Che bella nottata, mamma mia santa! Stiamo andando avanti a caffè. Signori, venite qua un momento.
Mi ha chiamato vostro marito dalla finestra della sartoria vostra. Quanto è scocciante, ma che vuole? Beh, non ho capito bene perché io proprio in quel momento stavo girando la caffettiera. Però se non mi sbaglio ha detto che adesso scende. E quando viene qua mi trovo. Ma c'è un sorso. No, non posso proprio, no. Un poco di caffè ve lo dovete prendere, se no come vi sostenete? Pigliatemi un po' di caffè. Sì. Sì, è un'abitudine che ho sin da piccino. Io se non prendo un po' di caffè mi addormento in piedi. No, no. E io quest'altra la devo dare a Don Pasqualino. Qua. Perfetto. Don Pasqualino il caffè. Grazie, poi c'è da noi. Portane un'altra tazza. E da dove la prendi? Quello qua in cucina 3 ce n'erano. Io non l'ho portata io perché una ne ho trovata. E va bene Alberto, non ti preoccupare, adesso bevi da questa tazza qua. Però aspetti perché ci sta ancora un goccio. Buongiorno. Piano. Scusate. Donna Conce, buongiorno. Tu stai qua? Che sei venuto a fare? Volevo sapere se resti qua, se sali, io me ne devo scappare assolutamente. Queste sono le chiavi di casa. Non mangi pigliate manco un caffè. Qua ne è rimasto un altro poco. Ci ha bevuto vostra moglie, però penso che non fa niente. Non si capisce, Raffaele, Ehi, Raffaele, per favore, a me. e se l'è bevuto lui, è finito. Finito. Vabbè, mo faccio una cosa. Mo ve ne vado a fare una macchinetta piccola giusto per voi. No, perché l'hanno preso tutti. Avete ragione. Grazie, Raffaele, grazie. Prego. Donna Conce, Don Luca come sta? Ieri sera è venuto il dottore, l'ha guardato, ha fatto una brutta faccia. Ma la notte come l'ha passata? Che ha dormito tutta la notte a chiamare Nicolino, voleva vedere a Nicolino, ha fatto un'arte tutta la notte. Ah, verità? Mi tengono buon presentimento. Ieri sera Don Luca stava peggio, stava veramente male. Ma mo lo vedo riposare bene. No, donna Carmen, mio marito Lucarielli non mi convince proprio. Il braccio sinistro non lo muove proprio più, la lingua si è ritirata tutta quanto, parla tutto così, non si capisce niente. Donna Conce, una cosa importante. Ma riconosce? No, non riconosce più oramai. La storia, riconosce. Visto ne nato. Ogni tanto si imbroglia, ma riconosci. Ieri sera, no, per esempio, io mi sono avvicinata e ho detto Lucania, sono in Concetta. Indovinate per chi mi ha pigliato? Mi ha guardato e mi ha detto tu sei il barbiere di Siviglia. Quello è rimasto impressionato perché lo siamo andati a vedere al Teatro San Carlo una ventina di giorni fa. Ha scambiato tua moglie con il barbiere di Siviglia, povero Don Luca. Si vede che non ragiona più, non è un buon segno. Che sta? No, niente, scusate che Alberto è rimasto senza caffè. L'hanno avuto tutti tranne lui. Mamma, su rimarrano pochi prore pollo a papà, è caldo. Io direi di lasciare stare, quella adesso si è addormentata un poco. Voi che dite, donna Carmen? No, è meglio che lo fate riposare. Sì, poi quando si sveglia glielo riscaldate un'altra volta. A casa mia quando mio nonno sta malato facciamo sempre così. Oh dottore, quando è da venire, dottore? Veramente doveva stare già qua, mamma. E Tommasino? Dove sta Tommasino? Tommasina mi fa fare un altro telegramma a mio marito Nicolino. Mo' venite bene, non vi preoccupate. E Olga, tesoro, io me ne dovrei scappare, però vorrei aspettare a Don Luca che si sveglia per vedere come sta. Ma sai che fa? Aspetto prima che si svegli e poi me ne... Ma come non porta a me, fa quello che vuoi. Povero papà mio. Uè, a te, povero papà mio. Ma si condanna, no? A chi lo posso là, te l'ha già detto, a chi lo posso là, te l'ha già detto, giurami che fai pace con tuo marito e che fornisce tutte cose. Hai visto quello che hai fatto succedere? Ho già visto, mamma, e non mi dicete più. La pigliate sempre con me, è sempre colpa mia. E vabbè, donna Conce, non ci ho deciso più. Quella poteva mai immaginare che faceva succedere quello che succede. Donna Carmen, la figlia ha avuto la capatosta la tenuta. E siccome io a mio marito Lucariello non ci avevo detto mai niente, il fatto di 3 sere fa per lui è stato, come dire, come una fulminata, avete capito? Allora poi si è sentito male e mo sta dentro al letto
cercato più di là che di qua e va trovando a Nicolino, vuole vedere a Nicolino. Intanto sono già 3 telegrammi che abbiamo mandato a Nicolino e Nicolino non se vede. Ma perché? Nicolino marito l'ha lasciata. Assolutamente sì, immediatamente. Quello se n'è andato a vivere da certi parenti suoi a Roma e ha detto che non la vuole vedere più. Una casa Coraggio, Dolce, dovete avere coraggio. Ma io me ne devo scappare però, eh? Perché aspetti? Se te ne devi andare, vattene, no? Sei sempre l'eterno indeciso. Aspetta, mi pare che ti dovevo chiedere un'altra cosa a te. E non mi ricordo. Non ti ricordo? Ah, sì, io che faccio? Torno a casa per mangiare? Devi tornare, torno. Ti faccio solamente un po' di pasta al burro, tengo che fatti, da sartoria. Pasta al burro. Donna Concetta, io resterei, ma devo mostrare il campionario a un cliente, quello è di Milano, vede capito? Ma che sono? Mamma, ci fanno telegramma. Cassa Onesto, papà come sta? Quello mo si è addormentato un poco, shh, non ti fare sentire, non ti fa sentire, ma guardate quanto è bello quel figlio mio. Io sulla Mendais, ma ci ho trovato vicino, sulla Mendais, guardate là, fatta la faccia bianca bianca, quelle sono già 3 notti che si fa vicino al letto del padre, e scalano palazzo, se ne fa 20-30 volte al giorno, dal farmacista, dal dottore, dal farmacista, dal dottore, dicevano che era di Samara! Dicevano che era di Samara! Ma vuole che faccio? Io adesso me ne vado. Mi sento un lupo non si va, questo mi viene. Nicolino! Vuole sapere se tiene Nicolino! Povero Nicolino, povero! Io ti volevo che però, valla a scaldare, non lo vedi che si è fatto freddo? Papà, a bevanda! No, belle mamma, il dottore ha detto una volta ogni ora. Mo' è passato, no? Non signore, c'ho tempo. State zitto tu. Io sono il fratello e posso parlare. E mo' prima. Ma prima che cosa? Fa fammi capire. Ma in questo momento da appiccicato. Zitto. Andiamo. Donna Conci, è arrivato il dottore. Buongiorno a tutti. Allora, come va? Il dottore aspettavamo a voi con ansia, Don Raffaello, che cazzo è un dottore? Ah, grazie, lo prendo volentieri che questa mattina sono uscito di fretta. Ma sì, belle mamma, pigliati subito un poco di caffè perché stai troppo stanca, mamma. Ma non ce n'è più. È finito. Allora io il caffè me lo vado a prendere al bar. È meglio. Ma ha riposato questa notte? Ma qua riposato, non ci ha fatto dormire a nessuno di noi. Comunque, dottore, guardate, qua ci sta la febbre che ci avete detto che dovevamo segnare, guardate. Bene. Sì. Allora, Don Luca, come andiamo? Come andiamo? Coraggio. Coraggio. Diamo un'occhiata. Diamo un'occhiata. Fate un bel respiro. Fai un bel respiro. Ancora. State in alto. Guarda in alto, Lucare, guarda in alto. Luca, voi state una bellezza. E altrettanto spero poter dire di voi. Lucare, guarda, e ti è venuta a trovare Don Luigi Pastore. Buongiorno, Don Luca. Poi ci stava pure la signora Carmela e la signora Signori, per favore. C'è troppa gente in questa stanza, ve lo dissi anche ieri. No, dottore, questi signori sono venuti da poco. Io solo ho fatto compagnia a Donna Concetta questa notte, è vero? Ma cari, avrà ragione, dottore, però, ma ce ne usciamo tutti quanti. Aria, facciamolo respirare. Allora io il caffè me lo vado a prendere al bar. Signore, io so che voi come sarta siete molto brava. Mi sono un poco dimagrita e tengo un giacchino e una gonna che mi vanno un po' larghi. Me li vorreste stringere voi? Quello è il costume di scena, signor. Io sono attrice. Dopodomani sera tengo uno spettacolo al Trianon. Voi mi fareste proprio un favore. Quando? Poi se vi fa piacere vi invito a teatro. Mi venite a vedere. Io canto pure. Vabbè, tu lo sai, io con la sartoria sto al 3° piano. Fa una cosa, portami il vestito che domani te lo faccio trovare pronto. Potrai andare pure a teatro. Gratis. E chiedo perdono. Olga, sai che ho pensato? Mo aspetto prima quello che dice il dottore e poi me ne vado. Non mi incalci, vai, sentite il dottor Cadetto. Va tutta come una canzone. Va. Mamma è pronto.
Dottore, che dite? Ce lo diamo un poco di brodo? No, scusate un attimo, voglio controllare ancora una cosa. Avete detto il braccio sinistro, vero? Non muove più. E queste? Scusate, sono le scarpe di mio marito. Le ha nascoste, se no il figlio se le vende. Addirittura. Le scarpe va. Mancava coraggio a te, tu dovevi venire con tutto lietto a pazzo. Sì, un po'. Per favore. Ha detto per favore. Non c'è male, non c'è male. C'è male? Andiamo un pochino meglio. Andiamo un pochino meglio. Grazie, Madonna, andiamo un pochino meglio. Luca, mi hai sentito? Luca, ma che fai? Non parla? Però l'altra volta quando sei stato malato parlavo solamente tu. Luca, racconta a donna Carmelo, ho fatto le fagioli. Veramente, vogliamo sentire il fatto dei fagioli, Ho raccontate. fatto dei fagioli, è divertente. Io ma Nicolino non vieni. Poverina, Nicolino, poverina. Ecco, intanto ho fatto le fagioli, Io tenevo la febbre da 8 giorni e venne il medico e dice non deve mangiare, deve restare in digiuno, se no la febbre non passa. Capitò che mia moglie Concetta aveva fatto pasta e fagioli proprio quella mattina e avevo fatto proprio la pasta e fagioli come piace a me, bella azzeccata sotto. Quella notte mi svegliai con una fame, andai in cucina e mi mangiai tutta la pasta e fagioli. Il giorno dopo non tenevo più neanche un decimo di febbre. Quindi il dottore disse, avete visto? La febbre è passata perché non ha mangiato. Se mangiava la febbre non passava. Ma voi vedete che ciuccia. Adesso io vi devo lasciare perché ho delle visite urgenti, poi domani, se ci sono novità, mi mandate a chiamare. Dottore, scusate, noi volevamo sapere come sta papà. Diteci qualche cosa, come sta mio fratello, dottore? Come sta Pasquale? Come sta? Come sta? Cara Ninuccia, io ti conosco da quando tu eri bambino e non ti posso ingannare. Vedi, Luca Cupiello, papà, è sempre stato come un grande bambino, che considerava il mondo come un enorme giocattolo. E quando ha capito che con questo giocattolo si poteva scherzare non più da bambino, ma da uomo, non ha potuto. Non ha saputo affrontare le responsabilità della vita. E l'uomo in Luca Cupiello non c'è. E i bambini. Aveva vissuto già troppo. Dottor, scusate, io non ho capito. Ma che fa, guarisce? È il cuore. Però mai disperare, mai disperare. Quindi papà si può salvare? Vedete, la batosta l'ha avuta e anche piuttosto forte. Però io conosco dei casi simili che si sono risolti abbastanza bene, quindi aspettiamo. Ma domani tornate? Domani. Pasquale. Dottore, vi prego, tornate. Va bene, cercherò di venire. Buona giornata. Arrivederci a tutti. Mi raccomando. Grazie assai. Nino, togliamo queste tazze da mezzo che poi vedi che entra un'altra volta tutta quella gente. Ma niente di meno in 3 giorni se ne sono andati 1,5 chili di caffè. Chi la facciò sono venuto? Ma mo sono di chi, sono di chi? È naturale. No, è perché ci tolgono l'aria a questo poveretto. Ha ragione la caffè. Voi scende su, qui. Voi. Con la concetta. Vedete chi ci sta? E voi che fate qua? Donna Concetta, non me ne cacciate, per favore. Voi non sapete da 3 giorni quello che sto soffrendo. Io lo so, è tutta colpa mia. Io mi volessi trovare sottoterra. Sono 3 notti che passeggio sotto palazzo, ora ho visto scendere il dottore, allora sono salito perché vorrei baciare la mano di Don Luca. Vi prego, non mi negate questa grazia, vi prego. Nicola, finalmente sei arrivato. Vieni qua, vieni. Siediti vicino a me. Mia figlia, dove sta? Papà, sono qua. Via, datevi la mano. Voi siete marito e moglie. Siete il ritratto della felicità. Non vi dovete lasciare mai. Mai. Giurate.
Giurate. Che? Tu stai andando a casa. Vai! Voi siete il ritratto della felicità. Non vi dovete lasciare mai. Mai. Tommasino, Papà, sto qui. ti piace un esempio? Luca Cuppiello. Luca Cuppiello. Ha scritto Edoardo, ottenuto dal figlio e sospirato, sì, mi piace il presepe. Disperde lo sguardo lontano, come ad inseguire una visione incantata. Un presepe, grande come il mondo, su cui scorge il brulichio festoso di uomini veri, ma piccoli piccoli, che si danno un grande affare per giungere in fretta alla capanna, dove un asino vero e una mucca vera, ma anch'essi piccoli come gli uomini, scaldano con il loro fiato un bambino Gesù grande grande, che palpita e piange, come piangerebbe un qualsiasi neonato piccolo piccolo. Così, perduto in quella visione, si annuncia un buon Natale per Luca Cuppiello e la speranza di un mondo migliore, più umano, amante della pace e più giusto. Quanta presepe, quanti sono belli, quanta presepe, quanti pastori. E là. Poche parole per salutarvi e ringraziarvi dei vostri applausi. Questo spettacolo sta ottenendo qui a Roma, al Teatro Paleoli, un successo davvero memorabile. Abbiamo il teatro esaurito tutte le sere e un pubblico soddisfatto, felice e contento quando se ne va, e questo è importante, perché la vera funzione del teatro è quella di comunicare al pubblico delle belle emozioni. Sapete perché queste commedie di De Filippo e di Edoardo in particolare hanno tanto successo anche oggi, pur avendo sulle spalle parecchi anni? Questa commedia è stata scritta negli anni 30-40, perché trattano degli argomenti che sono di grande attualità anche oggi, parlano della famiglia. E allora il pubblico si ritrova in queste situazioni, in questi personaggi, e li segue con attenzione e così compare il vero teatro umoristico, che diverte ma fa anche riflettere. Come dicevo prima, si parla dei rapporti difficili fra marito e moglie, fra genitori e figli, argomenti questi che sono stati trattati in teatro da millenni, da centinaia d'anni, perché si dice che la donna
la donna sposa l'uomo sperando che cambi e invece l'uomo non cambia. L'uomo sposa la donna sperando che non cambi e invece la donna cambia. Poi non bisogna drammatizzare, esagerare, perché le discussioni, i contrasti fra marito e moglie durano i primi 30-40 anni, poi tutto si rascheggia. Accomodate, vi prego.